Obbligatoria negli appalti pubblici la tracciabilità dei flussi finanziari. Artigianato a Friuli Doc, i numeri e le novità. In 50 la terza edizione del corso per Tagesmutter. Controllo gratuito dell'udito per i soci ANAP. Nuovo corso sulla certificazione energetica degli edifici. La Russia meta delle prossime missioni economiche. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Impresa Diretta. È obbligatoria dal 7 settembre la tracciabilità dei flussi finanziari per gli appalti pubblici e per gli interventi con finanziamenti pubblici. Lo impone il piano straordinario contro le mafie in vigore dal 13 agosto scorso, che introduce per gli appaltatori, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese stringenti adempimenti per tutti i movimenti finanziari, oltre a pesanti sanzioni amministrative. Tutti i pagamenti dovranno dunque essere effettuati con conti correnti bancari o postali dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di Confartigianato Udine. Crescono i numeri dell'artigianato nell'edizione 2010 di Friuli Doc. Il calendario si arricchisce di eventi per la manifestazione udinese in programma dal 16 al 19 settembre. Lo annuncia il direttore di Confartigianato Udine Servizi Sandro Caporale, che spiega che saranno 34 le aziende che animeranno gli stand delle vie Vittorio Veneto e Mercato Vecchio, con prodotti che vanno dagli oggetti di design alle vetrate artistiche, dai liquori ai mobili in legno, dagli studi fotografici alle coltellerie di Maniago. Sarà inoltre la chiesa di San Francesco ad ospitare la rassegna di artigianato artistico ed arte orafa intitolata Poeti, Artisti, Eroi, Santi, Navigatori, che proseguirà fino al 24 settembre, nonché un bookshop ed una serie di incontri sulla storia dell'artigianato e sulla sua modernità ed attualità. Sono in 50 le iscritte alla terza edizione del corso per Tagesmutter, realizzato dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine con il sostegno della provincia, che ha preso il via giovedì 2 settembre alle 18 nella sede dell'associazione. Il servizio. Siamo molto soddisfatte perché questo è il terzo corso che inizierà oggi, le partecipanti sono 50, quindi veramente tantissime, e addirittura abbiamo ricevuto una manifestazione di interesse di quasi altre 50 donne, tra le quali qualcuna si è già anche iscritta, quindi sicuramente partirà un altro corso ad ottobre, le iscrizioni sono aperte, per cui direi che meglio di così non potevamo sperare, ecco. Questo si inserisce in un progetto molto più ampio che vedono coinvolti i genitori per la scuola dei genitori, che alla seconda edizione siamo già arrivati a oltre 900 persone tra la prima e la seconda che sono iscritte a questo corso, ne abbiamo già pronti in lista d'attesa, ma continua ancora attraverso l'ANAP, la nostra associazione per i pensionati, che si occupa in questi periodi di Alzheimer. Il 21 di settembre sarà fatto un grandissimo incontro per raccogliere fondi a favore delle persone che soffrono di questa malattia. Lo facciamo perché desideriamo partecipare alla costruzione del futuro attraverso il nostro impegno per formare bravi artigiani, però tenendo conto della famiglia, tenendo conto della persona. La perdita dell'udito è un rischio nella terza età e dunque è consigliabile un controllo preventivo. Il gruppo ANAP di Udine, in collaborazione con il circolo ANCOS, sostiene la campagna di sensibilizzazione per il controllo dell'udito con il supporto di tecnici qualificati. Le visite, del tutto gratuite per gli iscritti e per i loro familiari, si svolgeranno nelle sedi di Confartigianato della provincia di Udine in date prestabilite. Per informazioni e adesioni rivolgersi al circolo ANAP ANCOS di Confartigianato Udine al numero che vedete in sovrimpressione.
È obbligatorio dal 1 luglio 2009 per tutti gli immobili da vendere o affittare l'attestato di certificazione energetica. Per questo lo sportello Energia di Confartigianato Udine propone un corso di aggiornamento indirizzato agli artigiani, ai progettisti e a tutti i tecnici interessati. Il corso si svolgerà a Udine mercoledì 22 e giovedì 23 settembre. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito www.confartigianatoudine.com o contattare lo sportello Energia al numero che compare sui vostri schermi. È la Russia la meta delle prossime missioni economiche all'estero che Confartigianato Udine sta organizzando, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e della provincia di Udine. Dal 4 al 7 ottobre è infatti in programma la visita alla SIB Furniture Interior Design di Novosibirsk, mentre dal 7 al 10 sarà possibile visitare i saloni Worldwide di Mosca. Confartigianato Udine sta inoltre organizzando la visita alla fiera dell'arredo 100% Design che si terrà a Londra dal 22 al 25 settembre. Le aziende interessate a partecipare a queste o ad altre missioni possono contattare l'ufficio affari comunitari di Confartigianato Udine al numero che vedete in sovrimpressione. Impresa diretta termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro. Ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia. Tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani e di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.